Eder. Mac. Pallister. Sonia Bottacchiari è stata rintracciata insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni. E questa, prima ancora di qualsiasi ricostruzione, ipotesi, retroscena, interpretazione familiare, giuridica o psicologica, è la notizia che pesa più di tutto. Stanno bene. Dopo giorni di ricerche, appelli, piste, segnalazioni, lettere, timori e quel clima da romanzo ansiogeno in cui ogni dettaglio sembrava pronto a trasformarsi nell'ennesima svolta definitiva, arriva finalmente il dato concreto. La donna e i due ragazzi sono vivi, in buone condizioni di salute e si trovano in un contesto definito adeguato sotto il profilo abitativo e generale. Tradotto dal linguaggio istituzionale, non erano allo sbando, non erano in una situazione di emergenza materiale, non erano nel quadro drammatico che molti avevano temuto. Naturalmente, siccome in Italia anche una buona notizia deve sempre arrivare con il fascicolo incorporato, la vicenda non finisce qui. La procura mantiene il massimo riserbo sul luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata trovata. Non è un dettaglio da curiosi, non è il premio finale della caccia al tesoro mediatica, non è la casella mancante dell'album delle ipotesi. Quel luogo non viene comunicato perché la donna avrebbe manifestato timori e preoccupazioni nel caso in cui venisse scoperto dove si era rifugiata. E avrebbe anche chiarito che, se quella posizione fosse resa pubblica, potrebbe rendersi nuovamente irreperibile. Insomma, il messaggio è abbastanza chiaro: non trasformiamo il ritrovamento in un reality itinerante con tappa obbligatoria davanti al cancello. Grazie. La storia era partita da Castellarquato, nel Piacentino, il 20 aprile. Sonia Bottacchiari si era allontanata con i figli e, secondo quanto emerso nei giorni scorsi, la destinazione dichiarata era il Friuli, con l'idea di un campeggio. Poi il silenzio. Telefoni irraggiungibili, nessun contatto stabile, nessuna rassicurazione ai familiari. La macchina ritrovata a Tarcento e una serie di elementi che avevano reso la situazione sempre più delicata. In mezzo, anche lettere e segnali di sofferenza personale che avevano spinto gli investigatori a muoversi con prudenza. Mentre il circo delle ipotesi, come sempre, era già pronto con popcorn, binocolo e sentenza pieghevole da spiaggia. Adesso però il punto cambia. Non si parla più di persone da cercare nel buio, ma di una madre e due figli da ascoltare, proteggere e accompagnare dentro una situazione familiare che la stessa donna avrebbe descritto ai carabinieri come fortemente problematica. Questo è il nodo vero, non il dettaglio morboso, non la località segreta, non il ma allora dov'erano, non la mappa da detective della domenica. Il tema adesso è capire cosa sia successo prima, durante e dopo l'allontanamento, tutelando soprattutto i minori. Perché qui ci sono due ragazzi, e quando ci sono due minorenni, il diritto alla cronaca deve ricordarsi di non entrare in scena con gli scarponi infangati. Si può raccontare la notizia, certo. Si può spiegare che Sonia Bottacchiari è stata trovata. Si può dire che stanno bene. Si può dire che le indagini proseguono. Ma il resto va maneggiato con quella cosa rarissima chiamata cautela, merce introvabile nei reparti dove di solito si vendono clamoroso, shock e mistero fitto. Ora inizierà la fase più complessa. Ascoltare le problematiche emerse, verificare il contesto, comprendere le ragioni dell'allontanamento e provare, se possibile, a ricomporre una situazione familiare che appare tutt'altro che semplice. L'obiettivo indicato è consentire, con tutte le garanzie necessarie, il rientro della donna e dei due ragazzi nel luogo di residenza. Ma non sarà una passeggiata amministrativa con timbro e arrivederci. Sarà un lavoro delicato, perché dietro una sparizione di settimane non c'è quasi mai una spiegazione comoda, lineare e pronta per essere servita in due righe. La cosa fondamentale oggi resta una: Sonia Bottacchiari e i suoi figli sono stati trovati e stanno bene. Dopo giorni in cui si era temuto il peggio, questa è la svolta vera. Tutto il resto dovrà essere chiarito dagli investigatori, dai servizi competenti e da chi ha il compito di proteggere i minori. Non dalla rumorosa assemblea permanente degli opinionisti con la laurea honoris causa in "lo avevo detto io". Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.